degli amici che sono qui alla mia destra e vi presento subito il trio Le Note di Napoli. Molti di voi lo conoscono già perché ha frequentato questo salotto in altre occasioni e Roberto e Francesco sono degli amici con cui abbiamo stretto immediatamente un rapporto di amicizia spontaneo perché sono degli appassionati, degli amanti, dei cultori della musica napoletana come noi, e anche se il loro trio si è formato di recente, immediatamente è nato un feeling. Sono stati i protagonisti dello scorso, dell'anno scorso del Festival della Posteggia, anche quest'anno abbiamo avuto il piacere di farlo insieme e devo dire che sono un trio molto molto efficace. Stasera lo ascolterete, però stasera come dire, gli daremo anche una mano, nel senso che canteremo e suoneremo anche noi con loro perché effettivamente c'è grossa sintonia. Quindi ovviamente questo lo sapete, nel nostro stile non c'è nessuna cosa preparata. Stamattina Bruni ha telefonato, ma stasera c'è il salotto? Sì, perché Bruni? No, volessimo dire, è un piacere. E quindi ovviamente, anche perché effettivamente è sempre difficile trovarsi, loro sono i saperi che stanno a Napoli, quindi è un po' difficile conciliare le varie possibilità e le varie esigenze. Quindi stasera abbiamo il piacere di averli con noi. Mi dispiace che Massimo purtroppo è stato qui fino a poco tempo fa, ma purtroppo doveva andare a lavorare, quindi non Questa mala che tocca il sale,